Allora, famiglia dei contadini, no? Io ho un figlio, un maschio, no? Di 13 anni, no? Appena fatti, e non sa più cosa fare con sto boccia, no? La sempre ste mani di far sesso a 13 anni, di rompere anche le scatole a tutte le puteute del suo paese, del suo quartiere, di Assovia, che corre Dio a sto puteute, ma sempre con sta smania del sesso a 13 anni, una precocità, una roba assoluta, e lo manda a fare visite specialistiche, di tutto, a pagamento, qua mutuo, e niente da fare, sto boccia che gli dà fastidio a tutte ste putee, e tutti che reclama con sto boccia che non gliene può più, e noi i genitori non sappiamo cosa fare con sto boccia, con sta smania di far sesso. E decide il periodo estivo di mandarlo in Conia finalmente, e lo manda a Enego allora, e ciapa a Corriera e lo manda a Enego, chissà la mare fa che si rilassa là in montagna, che le signorine e lo sistema bene, e che tanto passendo voglio vedermi ciò, parte per la montagna, no? Dopo 15 giorni non la mare la vuol vederlo, no? Insomma, no, non sta andando a vederlo, no, non se va, là da purgarla, sta tutto il mese là da sol, là da memorizzarla, là da star da sol, c'ha niente da fare, no? Passa il mese, no? Va su Acciolo, no? Sto boccia, no? Va su Acciolo, carica i macchine, lo porta a casa, no? Torna a casa di campagna, no? A sera tutto tranquillo, no? Tutto bello, rilassato, il boccia, no? A mattina la mare la viene su a 7, no? La pinza il caffè, no? La pinza il fuoco, la mette sul caffè, e il padre va in stalla che da mangiare le bestie, e il boccia di suo calupara da Dio, no? E va subito sul punere che verde il cancello, le gaine, oh, tutte ore che corre, e il gal che salta rosa una paura, le gaine se levanta tutte quante, il boccia che fa, oh, sta attento, sta veloce, perché se ne fuori mi pare da stalla che te vede, e te manda in montagna che Dio te manda.